cose per raccontare bene, ma proprio bene, una storia. La prima è una bocca che liberi nell'aria le parole. Poi servono 2 orecchie per ascoltarle, ma può bastarne anche soltanto una. Poi servono gli occhi della fantasia per dare un corpo a quelle parole. E infine servono 2 cuori, il vostro e il nostro, che si devono accordare per fare in modo che quelle storie diventino realtà. Quel che dico è serio, che subito il pesce siluro appaia qui. E detto questo, Giovanni prende una terza squama, la getta in acqua, e subito appare un'ombra scura, che comincia a girare attorno alla chiesa. Poi il pesce siluro balza fuori dall'acqua, addenta il signore di Rovigo e lo porta via. Allora tutta la gente si mette a gridare: bravo, bravo Giovanni, tu sì che sei coraggioso, tu sei il nostro nuovo signore di Rovigo, bravo, bravo. Ma Giovanni dice: no, io di essere il signore di gente paurosa come voi non ho proprio voglia. Voi adesso dovete ricostruire tutto meglio di prima, dovete dare una possibilità ai vostri ragazzi. Io invece me ne vado via, perché chi resta in un posto solo legge una pagina sola del libro della vita.